Nelle locandine si parla di gelicidio e in effetti diversi automobilisti ne hanno fatto le spese, tra cui anche un uomo di 86 anni che, colto da malore, è uscito di strada a Fara dal Pago e poi ha perso la vita. Una dozzina da ieri gli interventi dei vigili del fuoco, tra cui uno dei più complessi è stato quello di questa mattina sulla strada provinciale 31 nel rione Santa Caterina di Ponte nelle Alpi. Incidenti in cui è intervenuta anche la polizia stradale di Belluno. Una mezza dozzina i sinistri avvenuti in comune di Ponte nelle Alpi, ma tutti su strade provinciali. Il gelicidio che ha colpito tutta la provincia ha avuto anche delle ripercussioni nel comune di Ponte nelle Alpi. Infatti ieri sera sono stati 2 gli interventi da parte dei vigili del fuoco sulla statale che da Lizzona alla Secca porta all'Alpago. Un terzo incidente, un camion che è entrato nella frazione di Polpet, non aveva gomme invernali e quindi si è bloccato e c'è stata la rimozione da parte dei vigili del fuoco. Gli interventi richiesti ai vigili del fuoco, oltre che a Ponte, sono stati a Vodo di Cadore, Rocca Pietre, Cortina d'Ampezzo e Feltre. Grazie all'intervento di Veneto Strade stiamo intervenendo un po' in tutti, soprattutto quelle di montagna che sono più a rischio, ma adesso è in arrivo una forte gelata, quindi il rischio è il ghiaccio e quindi da questo punto di vista ci stiamo attivando, ma si stanno attivando anche i comuni. Devo dire che ANAS è un grandissimo lavoro di squadra in queste ore in modo di evitare soprattutto la discesa della temperatura durante la notte che potrebbe provocare, quindi grande attenzione da tutti coloro i quali viaggiano sulle nostre strade. Tutti gli incidenti sono stati dovuti al fondo stradale ghiacciato, come nel caso della provinciale 31, dove gli stessi uomini delle forze dell'ordine intervenuti ci hanno detto che non si stava nemmeno in piedi. Migliore la situazione nel capoluogo. I 2 centimetri non erano sufficienti per far uscire gli spazzaneve, perché ce ne vogliono almeno 3, però nelle zone diciamo più critiche da parte del Nevegal piuttosto che del Castionese, qualche parte anche sul Col di Roanza, insomma siamo intervenuti subito. Abbiamo avuto 2 o 3 segnalazioni, ma poco conto insomma, rispetto alle necessità. Siamo usciti già stamattina alle 5, c'erano gli spargisale e spargighiaia, quindi insomma tranquillo.